Buonasera a tutti, ciao, benvenuti ai nostri dialoghi. Ciao Enrico. Ciao Lino, ciao Filippo. Ciao. Grazie per la vostra Buonasera. presenza. Buonasera a tutti. Allora, così, brevissima introduzione per chi magari è la prima volta. Questi sono dei dialoghi per ridisegnare il futuro. Dico sempre quando comincio, abbiamo subito un bombardamento assolutamente inaspettato. E adesso siamo già, rispetto ai primi nostri appuntamenti sui bambini, sullo sport che abbiamo fatto già la volta scorsa sugli adolescenti, siamo già nella fase ormai della ripresa. E fatalità, questa volta l'idea è proprio di ragionare sulle imprese, sulla ripresa, sulle prospettive. Casualmente cade il 4 giugno, un mese giusto dalla fatidica data del 4 maggio, cioè della prima riapertura, ma a circa 2 settimane dalla seconda riapertura, cioè dalla riapertura delle cose tra virgolette che hanno fatto un po' più fatica a ripartire, ovviamente per le norme, ovvero acconciatori, ovvero estetisti, ovvero ristoranti, ovvero pizzerie, bar. E quindi proprio i nostri ospiti, cioè coloro che dialogano con noi questa sera, sono persone che io intanto ringrazio. Conosco personalmente e stimo, quindi c'è l'aspetto prima di tutto personale, di cui insomma va la mia profonda stima e il profondo ringraziamento, ma anche per la vostra professionalità, perché oltre alla professione ci mettete tanta passione, perché soprattutto in questo momento abbiamo capito che ci voleva non solo professione, ma ci voleva passione nel tentare di aiutare gli altri, le attività produttive in particolare, neanche a ripartire, intanto ad aprire, che già è un primo passo, no, in questi giorni. E parto proprio da qui, no, Lino? Sì. Uno dei voi siete stati, no, per te, il mondo della cultura, stati proprio è un problema, adesso si risolve, proprio quelli che non si capiva come mai non si potesse aprire, no? Era magari più della ristorazione, ma nel tuo mondo si diceva, ma perché loro non possono aprire? Quanti se lo sono chiesti, sia fra ovviamente gli operatori, ma anche gli stessi semplici clienti, insomma, ecco. Quindi è già qui, e dopo guardiamo a cosa sta succedendo oggi e magari anche a domani. Lino. Beh, allora, diciamo che forse noi potevamo aprire anche prima. Primo, perché noi siamo siamo stati abituati negli anni a combattere attacchi virali, perché noi abbiamo vissuto pienamente l'AIDS, abbiamo vissuto pienamente l'epatite virale, quindi un impatto con il monouso, con la disinfestazione, con il risanamento delle nostre attrezzature, le disinfezioni, eravamo già abituati a questo schema. Il virus che abbiamo approcciato oggi è un virus areiforme, quindi è un po' più difficile da fermare, però io lavoro con la maschera e con la visiera, mi proteggo le mani con il gel perché i guanti servirebbero relativamente, ma dal mio punto di vista noi avremmo avuto la possibilità di riaprire anche il 4 maggio, forse anche prima tutto sommato, però siamo stati rispettosi delle ordinanze e questo ha fatto sì che comunque poi le abbiamo rispettate le leggi. C'è stata la categoria, perché poi non dimentichiamoci che la filiera del benessere rappresenta in Italia qualcosa come 24-25 miliardi di euro. Bloccare questo sistema, questo meccanismo era improprio, che avendo già delle capacità di difesa e comunque di approccio verso la clientela importante. E aggiungo un'altra cosa e poi finisco questa parte, che il nostro è presidio del territorio, è contatto con la clientela costantemente, quindi secondo me è servito moltissimo il fatto che la nostra riapertura abbia coinciso con il dialogo con il cliente, con l'approccio con le nostre persone, con il presidiare il territorio, quindi professione ma anche cuore. Certo, Filippo, anche tu questo bombardamento, no? Quante richieste, quante telefonate, io per primo, no? Qualche messaggino, sì, in doppia veste di amministratore e anche insomma con l'attività di famiglia, no? A chiedere aiuto come tutti credo, no? E quindi questo 18 maggio per noi invece. Sì, per la verità, intanto buonasera Enrico, buonasera a tutti. Per i pubblici esercizi il 18 maggio è stata la data di riapertura con la possibilità di servire al tavolo, però già da prima, già dai primi giorni del mese di maggio era possibile fare invece il servizio di vendita per asporto presso la propria attività
e invece non è mai stata praticamente bloccata la possibilità di svolgere il servizio con consegna a domicilio. Quindi tutto sommato, per quanto riguarda i pubblici esercizi, chi ha voluto e chi ha potuto, un minimo di attività è rimasta comunque operativa anche, diciamo, nel periodo di lockdown, quindi di serrata totale della generalità delle imprese, e anzi il fatto di servire a casa i clienti, l'abbiamo visto ad esempio per la giornata di Pasqua, quanto è stata significativa per le persone che a loro volta erano chiuse in casa, almeno hanno potuto, quando hanno voluto, hanno potuto beneficiare dei prodotti portati dai professionisti della cucina. Poi ovviamente la data fondamentale è stata il 18 maggio, per la verità anche con 2 settimane di anticipo, perché se ricordiamo il presidente Conte nella sua conferenza stampa di inizio maggio aveva detto che i ristoranti avrebbero aperto il 1° giugno, sollevando anche una serie di polemiche, perché comunque l'aspettativa era quella del 18 di maggio, polemiche. Poi insomma la nostra federazione nazionale assieme anche ad altre federazioni ha fatto delle pressioni positive e anche motivate, insomma c'erano tutti i presupposti per una riapertura nella data del 18 maggio, così come è successo. Poi un conto è poter riaprire le attività, un conto è poi aprirle effettivamente, perché non tutti hanno aperto il 18, e un conto diverso poi ulteriore è quello di avere i clienti che frequentano i locali, perché come forse potrai anche tu testimoniare in prima persona, i locali oggi sono pressoché tutti aperti, però quello che manca sono i clienti per vari motivi che dopo, se vuoi, potremo approfondire molto volentieri. Sì, grazie molto intanto per questo primo. Lino, tu hai anche una visione nazionale, no? Perché sei anche presidente nazionale. Ecco, la percezione delle diverse regioni, nel senso Veneto, Emilia, Lombardia, è evidente, pressioni più forti perché poi la Lombardia in particolare, no, la cosa la tocchi con mano. Viceversa, altre regioni che non hanno avuto questa pressione, ecco, però è vissuta anche in maniera diversa, immagino, da parte degli operatori stessi. Ma ti dirò, al sud si aspettavano una riapertura anticipata rispetto al nord. La Lombardia addirittura si pensava che potesse essere posticipata, visto che i casi si verificavano ancora in maniera costante. Però abbiamo capito adesso che il virus ha perso un po' di potenza, che comunque la possibilità e la disponibilità, ma io credo che sia la ristorazione che il mondo del benessere siano attrezzatissimi, e chiaramente forse noi andiamo un po' meglio rispetto alla ristorazione, perché loro hanno dovuto dimezzare i posti, ma noi sinceramente nei nostri saloni abbiamo tolto qualche operatore nei negozi dove non c'erano gli spazi. Poi per il resto si è verificato che siamo tornati a lavorare. Come dicevi tu, Enrico, sicuramente delle regioni c'erano magari delle aspettative diverse, ma adesso che siamo partiti siamo tutti alla pari, quindi siamo tutti quanti allo stesso livello. Ecco. Certo. Ma ecco, tu hai anche un ruolo invece, sei presidente di Mandamento Padova di Confartigianato. Di Padova, no? sì. Ecco, mondo la risposta che ti do qui è che ci sono delle categorie che in questo momento stanno andando molto bene, come la nostra, quindi i servizi, però ce ne sono tante altre come le carrozzerie, i meccanici, quelli che vendono articoli per l'artigianato, quelli che sono un po' nel voluttuario, quindi non so, gli orafi. C'è una ripresa che è molto molto lenta. Poi c'è tutto il settore terziario che aspetta che la grande industria riparta, e al momento, diciamocelo schiettamente, non è ripartito nulla. Quindi il mondo dell'artigianato è diviso in alcuni comparti che si sta riprendendo gradualmente, e se ti devo dire la verità e non te la nascondo, quelli che veramente stanno dando più di tutti credo che sia proprio nel mondo dei servizi, cioè il nostro mondo. Filippo, arrivano da alcuni messaggi, avete visto, io li butto Enrico, io ti dovrei lasciare un attimo e certo. resto in linea e poi ritorno. Sì, okay? Sì, anche perché ho 2 o 3 domande dopo. Grazie, sì, okay. grazie. Ciao. Grazie. Filippo, Andrea Marcolin ci chiede: i riscontri dopo questi 15 giorni di riapertura delle attività, ovvero la risposta della clientela nei confronti delle attività, da tua percezione? Ma riprendo quello che ha detto adesso Lino Fabiani, nel senso che anche nel settore dei pubblici esercizi è un settore molto variegato, si va dal bar di paese di campagna al ristorante in centro città, dalla pasticceria dove si va a fare colazione al mattino, alla pizzeria
dove si va auspicabilmente a mangiare la pizza nel fine settimana, le trattorie dei colli, eccetera, per cui generalizzare è difficile. Le scene dei bar del centro di Padova piuttosto che di altri centri delle nostre città, diciamo quelle magari un po' più grosse, le abbiamo viste tutti sui giornali, telegiornali. Purtroppo con determinati episodi siamo finiti anche alla ribalta negativa su scala nazionale, con quello che è successo proprio il primo giorno di riapertura, peraltro in Piazza dei Signori a Padova, e quello però è sintomatico di una cosa che effettivamente sta funzionando, cioè l'aggregazione dei ragazzi, speriamo insomma in termini controllati e quindi positivi, presso appunto i pubblici esercizi aperti magari in orario serale da aperitivo o da dopo cena, effettivamente lì non dico che stiamo agli stessi volumi degli anni scorsi, ma quasi. Quelle attività che invece oggi non stanno funzionando sono ad esempio i bar dove collocati nei pressi degli uffici, e quindi penso ad esempio qua a Padova, nella zona Padova 1, piuttosto che nella zona Scrovegni, oppure nei stessi bar del centro storico in orario diurno, oppure anche tanti ristoranti e trattorie in zone periferiche della provincia durante le serate settimanali, quindi infrasettimanali. Lì si lavora magari di più il sabato e domenica, invece per quanto riguarda i bar da pausa pranzo dei lavoratori scontano il fatto che molte aziende sono ancora in telelavoro e quindi manca materialmente proprio la clientela, non c'è la clientela che va a fare colazione al mattino in pasticceria ad esempio, nelle pizzerie che spesso sono anche locali che non hanno magari queste grandi metrature, c'è la problematica della distanza interpersonale, per cui lì magari si è dovuto rivedere la logistica, il layout, come si dice, degli spazi interni dei locali. Ci sono esercizi magari che hanno spazi esterni e quindi magari non in giornate come quella di oggi, visto che fa anche brutto tempo, però magari insomma se il meteo lo permette riescono ad allestire gli spazi all'esterno delle loro attività e quindi garantire anche un'accoglienza sicura, tra virgolette, ai propri clienti. Altre attività che magari lo spazio per il plateatico esterno non ce l'hanno o ce l'hanno in maniera limitata, e lì effettivamente vanno incontro a grosse difficoltà. Per cui sì, per rispondere alla domanda, alcune attività in questo momento stanno andando bene, altre decisamente meno bene. Se vogliamo dare una fotografia generalizzata del settore dei pubblici esercizi, diciamo che si sta lavorando, il motore sta girando al 20-30% delle sue potenzialità. Mamma mia. Sì, per carità, 15 giorni sono tanti, sono pochi, è che sommati ai mesi precedenti diventano un'infinità, no? È una cosa proprio psicologica proprio del proprietario. E qualcuno ci chiede, Abano ha una caratteristica, cioè qual è la situazione delle terme di Abano? Ad Abano la situazione è particolarmente drammatica perché lì i locali sono praticamente collegati ai flussi turistici lì che lavorano con i residenti, quindi i locali che lavorano con gli abitanti di Abano o circondario sono pochi. Lavorano tutti storicamente con i turisti che in questo periodo avrebbero dovuto, nel periodo soprattutto primaverile di inizio estate, affollare la città e la zona delle terme in generale, e lì effettivamente è una situazione, se uso il termine drammatica, non sbaglio di molto. Stesso dicasi, appunto, come dicevo prima, per le trattorie dei Colli Ugani, quindi Teolo, Torreglia, Montegrotto, eccetera, anche lì lavorano molto con i flussi di turisti tedeschi, ma non solo, negli ultimi anni avevamo visti anche turisti di lingua russa, area russa, dell'est Europa in generale, oltre naturalmente ai tedeschi che non mancano mai, i francesi. Quest'anno sono tutti clienti che sono venuti meno. Tra l'altro parliamo anche del fatto che negli ultimi mesi, come dicevi tu, quindi dal lockdown, quindi in pratica dai primi di marzo, sono intervenute anche misure compensative da parte del governo, come ad esempio la cassa integrazione, il credito d'imposta sulle locazioni, lo stop, la moratoria sui mutui e altre diciamo, agevolazioni di questo genere. Poi quei mesi di settembre, ottobre, novembre verranno meno, presumibilmente. Noi auspichiamo che possano essere prorogate, però ad oggi insomma non sono previste proroghe, per cui potrebbero venire meno queste agevolazioni, e lì la cosa si farà particolarmente dura, perché ora sì, effettivamente avremo le spese di un motore che come se girasse al 100%, però la potenza al 30, 40, 50%, per cui lì o ci saranno ulteriori misure compensative, oppure si dovrà veramente sperare che la clientela ricominci a frequentare i locali. Come diceva prima Lino, si tratta di consumi voluttuari, cioè nel momento in cui uno ha di problematiche economiche, le prime cose che tagliano non sono certo la spesa al supermercato piuttosto che in macelleria o da
del fruttivendolo o la spesa per mandare i figli a scuola o per acquistare i libri, i vestiti, eccetera, ma sono le spese, quelle tra virgolette superflue, quindi la frequentazione dei locali, bar, ristoranti, pizzerie, la colazione al mattino la si fa a casa piuttosto che al bar, il pranzo me lo porto da casa in ufficio piuttosto che andare a mangiare al bar, oppure col telelavoro, come dicevo prima, molti proprio non si muovono proprio più da casa, per cui c'è anche questo aspetto, ecco, oltre al discorso psicologico, perché effettivamente in qualcuno, soprattutto in determinate fasce d'età, c'è diciamo in questo momento un po' di ritrosia nel frequentare i locali, perché c'è paura di poter essere soggetti diciamo, a infezione da virus. Sì, certo. E si stavo prendendo appunti perché alcune cose mi hai sollecitato alcune domande che arrivano, no? Per esempio, e allora te ne faccio una da cliente e una da esercente, no? Allora, da cliente il tema, che poi comunque collega entrambi, il tema del foglietto che noi dobbiamo, l'esercente deve presentare al cliente, no? Questo foglietto abbiamo visto, adesso io così confrontando sia i nostri esercenti, ma anche così amici, conoscenti che sono andati fuori, hanno trovato modalità diverse. Allora, c'è chi fa semplicemente io è sottoscritto, comunico che sono, come dire, familiare di, e c'è l'elenco Sì, di convivente, data, certo. firma. Ok. Altra modalità che abbiamo visto è io sottoscritto, sono le solite crocette, non ho la febbre, non ho contatti, non ho, firmo e bene. Terza opzione, c'è anche chi non ti presenta nulla, e qui volevamo capire qual è la Certo. responsabilità dell'esercente, qual è la responsabilità del cliente e la privacy di questa vicenda. So che ti ho fatto tante domande, Certo. ormai poi se... No, ma sono domande che ci giungono quotidianamente in associazione, per cui insomma la risposta è anche abbastanza semplice, nel senso che la normativa non prevede alcun obbligo, diciamo, di dichiarazione scritta né di autocertificazione, quindi il cliente che arriva all'interno dell'esercizio dichiara all'esercente che le persone che lo accompagnano sono conviventi e quindi può derogare dall'obbligo del rispetto della distanza minima di 1 metro tra commensali, no? Sia seduti allo stesso tavolo che tra tavoli diversi. Ecco, la Nel momento in distanza cui... tra due, scusami se ti interrompo, la No, distanza certo. tra due non congiunti è 1 metro o 2 metri? No, la distanza è sempre 1 metro. Il 1 criterio, metro. diciamo, basilare è quello della distanza interpersonale, che deve essere 1 metro, sia nell'ambito dello stesso tavolo, quindi che ne so, colleghi di lavoro che vanno in pausa pranzo assieme al bar devono stare distanti 1 metro l'uno dall'altro, pur se seduti allo stesso tavolo, sia tra i tavoli, quindi se io vado a cena con mia moglie posso stare vicino, però rispetto al mio vicino di tavolo devo stare almeno 1 metro di distanza. Infatti c'è la deroga per i conviventi, quindi indipendentemente dal fatto che siano congiunti, parenti, non parenti, se si è conviventi con una persona posso derogare, quindi stare seduto vicino a questa persona. Dopodiché le linee guida appunto della conferenza Stato-Regioni, che sono state recepite dal DPCM del 17 maggio e anche in Veneto dalla ordinanza regionale numero 55 adesso non mi ricordo esattamente la data, comunque di pochi giorni fa, prevedono appunto che questa dichiarazione sia fatta sotto forma di dichiarazione da parte del cliente, non c'è scritto dichiarazione verbale o autocertificazione, quindi il ristoratore, l'esercente può anche accontentarsi, tra virgolette, di una dichiarazione verbale. Noi diciamo al ristoratore, se sono persone che conosci, che sai che sono marito e moglie, che vivono insieme, eccetera, accontentati da un certo punto di vista di questa dichiarazione verbale. Se sono persone che non conosci, se hai un sospetto che stiano per qualsiasi motivo dicendoti una cosa non particolarmente vera, ti diamo anche la possibilità, abbiamo reso disponibile anche un modulo ai nostri associati, ti diamo anche la possibilità di farglielo dichiarare in forma scritta. Questo perché se ci dovessero essere dei controlli e poi si dovesse appurare che queste persone effettivamente non sono conviventi e quindi avrebbero dovuto rimanere lontane, almeno tu, ristoratore, hai la dichiarazione scritta del cliente che quindi a questo punto ha, diciamo, lui la responsabilità di una falsa dichiarazione. Questo serve per scaricare, tra virgolette, la responsabilità del ristoratore e darla su chi effettivamente poi fa la dichiarazione. Quindi, per ricapitolare, la dichiarazione è sufficiente che sia verbale, però il ristoratore
se lo ritiene opportuno, può farsela fare in forma scritta. Poi le modalità della dichiarazione con crocette, con dichiarazione nome e cognome, eccetera, quello non è, diciamo, scritto da nessuna parte come deve essere resa questa dichiarazione, cioè la formalità, diciamo, la forma che deve avere questa dichiarazione, per cui lì sta, diciamo, alla scelta del ristoratore. Ecco, nel nostro modulo c'è scritto effettivamente come la seconda ipotesi che tu facevi, io sottoscritto Filippo Segato, dichiaro che X, Y e Z sono miei conviventi e quindi possono sedere vicino a me. Ecco, poi se altri hanno previsto le crocette, eccetera, vabbè, sono dichiarazioni alternative, però ripeto, non sono obbligatorie. Per quanto riguarda invece la privacy, è una dichiarazione che io posso richiedere e posso anche trattenere perché è fatta per obbligo di legge, perché appunto lo prevede il DPCM del 17 maggio di raccogliere questa dichiarazione sia in forma scritta o eventualmente in forma verbale, e quindi la posso richiedere. L'importante è non usare i dati che io tratto, che quindi raccolgo, per farne usi diversi o peggio ancora cederli a terzi. Li devo mettere in un cassetto e poi tirarli fuori nel caso fossero richiesti all'autorità che dovessero controllare. Fine. Li mantengo 15 giorni, giusto? Perché il tempo... No, quella è una cosa diversa ancora. Quella è l'elenco delle prenotazioni. L'elenco delle prenotazioni si ha l'obbligo di raccogliere, diciamo, cognome e nome, un recapito, meglio se telefonico o eventualmente una mail dei clienti che mi prenotano, si ha quello proprio previsto per normativa, sempre di DPCM 17 maggio, allegate, linee guida allegate. C'è scritto che quando un cliente prenota presso un ristorante, un pubblico esercizio in generale, il titolare di quell'esercizio è obbligato a mantenere i dati di quella prenotazione per i successivi 14 giorni. Però lì basta solo nome e cognome e un recapito della persona che ha prenotato per conto dell'intero gruppo. Quindi se io, Filippo Segato, prenoto per conto dei miei colleghi dell'app, l'esercente basta che tenga il mio di recapito. È interessante questa cosa. Quindi, scusa, provo a sintetizzare. Io Certo. telefono, perché credo sia utile sia ai clienti, chi usa, chi va a mangiare, ma anche all'esercente. Allora, se io prenoto, ti lascio il numero di telefono, che io vada con la mia famiglia, che vada da solo, che vada con gli amici, in tutti i casi, poi quando arrivo il cameriere non deve fare lo sforzo di raccogliere, perché io ho come riferimento te con il tuo numero di telefono. Certo. Opzione 2, vado con la mia famiglia, metto io Enrico Rinuncini, metto le crocette, dico che sono con la mia famiglia, firmo e consegno e lì si chiude. Terza opzione, siamo 3 amici, siamo a oltre 1 metro di distanza e tutti e 3 compiliamo il foglietto, il modulo. No, per la verità, se tutti e 3 andate al ristorante senza aver prenotato prima, il ristoratore non ha assolutamente nulla da chiedervi, vi fa accomodare a 1 metro di distanza l'uno dall'altro, non avete prenotato, quindi non è obbligato a tenere nulla, e se siete a oltre 1 metro di distanza non serve che raccolga nessuna dichiarazione. Perfetto. La dichiarazione serve solo per consentire di stare a meno di 1 metro di distanza. Quest'ultima cosa, guarda, secondo me è interessantissima, perché invece c'è un po' di confusione e noi siamo qui a fare chiarezza, perché giusto ieri sera sono stato invitato e ci hanno consegnato 3 fogli, perché eravamo 3 persone non congiunte ad oltre 1 metro, ma ci hanno presentato i 3 fogli. Buono, perché stiamo aiutando, insomma, sia noi amministratori, sia gli esercenti, sia il cliente che sa, insomma, come comportarsi. La seconda, poi abbiamo un ospite che sta arrivando in diretta. L'altra domanda invece è sui costi. No? Bene, qualcuno che sta dialogando con noi poi si collega correttamente alla domanda che volevo farti, cioè adesso l'esercente, grana monouso, olio monouso, aceto monouso, tovaglietta al posto del menù, quindi più stampa, ci sono dei costi, ecco. Già c'è sofferenza, aumentano i costi, ecco. E allora c'è la domanda che cade a pennello: se le misure di distanziamento sociale rimarranno, come faranno i piccoli? Alzeranno i prezzi, chiuderanno? Che soluzioni? Perché c'è un'immediata ricaduta, quindi il caffè invece che 1,10, 1,20 è corretto, non è corretto? C'è un punto di vista tuo, ma non stiamo giudicando nessuno
Stiamo solo facendo un ragionamento a voce alta, credo, no? Assolutamente sì. Abbiamo lanciato la settimana scorsa un sondaggio sul nostro sito internet, hanno risposto circa 150 esercenti e una delle domande riguardava proprio: avete già alzato o avete in programma nel breve periodo di alzare i prezzi per andare incontro ai maggiori costi che, come tu adesso ricordavi, effettivamente, oggettivamente ci sono. E l'80% circa, 81 forse, ha detto che al momento non li ha alzati e non intende per il momento alzarli. Un altro 12-13% ha dichiarato che non intende alzarli nemmeno nel medio periodo, soltanto il 2-3% ha dichiarato che invece li alza o li alzerà, li ha già alzati o li alzerà nel breve periodo. Per cui abbiamo la stragrande maggioranza degli esercenti che ad oggi non ha alzato e non intende alzare i prezzi dei prodotti, caffè in primis. C'è una piccola fetta, un 2-3%, che invece o adesso li ha già alzati o a brevissimo li alzerà. Questo vuol dire che pagheremo per sempre il caffè a €1? No, probabilmente, come dicevo prima, a settembre avremo un ulteriore salto, così come c'è stato un salto a marzo con la chiusura delle attività, a maggio con la riapertura, a settembre probabilmente avremo un ulteriore, diciamo, scossone e lì probabilmente avremo qualche aumento di prezzo. Parliamo del caffè che anziché €1, €1,10 lo pagheremo €1,10, €1,20, forse con qualche punta di €1,30, cioè stiamo parlando di pochi centesimi veramente di aumento, però purtroppo, come giustamente dicevi tu, giustificato anche per andare incontro a esigenze di bilancio, perché altrimenti queste aziende non riescono poi nel medio periodo a sostenere i maggiori costi e tra l'altro il minor numero di clienti, perché giustamente, come faceva notare la persona che ha mandato il messaggio, c'è effettivamente, soprattutto da parte dei piccoli esercizi, la difficoltà nel far entrare le persone perché ci sono meno spazi. I comuni, adesso sinceramente non conosco la situazione di Ponte San Nicolò, ma mi pare che anche a Ponte San Nicolò sia stata concessa la possibilità di avere più plateatico a titolo gratuito per quelli che hanno lo spazio effettivamente per poterlo mettere, però magari non tutti hanno una piazza, un portico, un marciapiede, un posto dove poter mettere, diciamo, tavolini all'esterno e quindi hanno difficoltà, diciamo, anche nell'allargarsi, per cui sì, probabilmente nel medio periodo ci si potrà attendere un piccolo aumento di prezzi, ma oggi l'aumento di prezzi non c'è. Qualche esercente in maniera molto trasparente ci ha detto: io i prezzi dovrei alzarli, ma non me la sento di alzarli perché ho paura di perdere i già pochi clienti che frequentano le mie attività. Certo. E prima hai citato le varie opportunità, no? La cassa integrazione, lo stop moratoria mutui, il credito d'imposta sulle locazioni, ed arriva proprio la domanda, signor Sì. Segato, che cosa consiste concretamente il credito sulla locazione? Sì, è una previsione che era stata introdotta già a marzo col decreto Cura Italia relativamente alla locazione del mese di marzo e praticamente il locatario, quindi chi è dentro l'immobile, il barista in questo caso, se nel momento in cui pagava l'affitto del mese di marzo, poteva recuperare il 60% dell'importo pagato sotto forma di credito d'imposta, vale a dire che alla successiva occasione in cui doveva pagare qualcosa all'erario, adesso semplifico, contributi, tasse, tributi vari, poteva scalare il 60% dell'importo che aveva pagato a marzo come canoni di locazione. Esempio, io ho un bar e sono in affitto dell'immobile e pago 1.000 euro al mese di canone di affitto, posso recuperare 600 euro del mese relativi all'affitto del mese di marzo alla prima occasione utile in cui devo pagare qualcosa allo Stato. Quindi devo pagare 2.000 euro allo Stato, anziché pagarne 2.000 ne pago 1.400 perché 600 sono sto famoso credito d'imposta del 60% del canone di locazione. Col decreto invece rilancio, il decreto legge 34 che è stato pubblicato pochissimi giorni fa in Gazzetta Ufficiale, questo credito d'imposta è stato ampliato anche ai mesi di aprile e di maggio. Sono state introdotte anche due altre novità. La prima è che prima il credito d'imposta valeva solo per gli immobili classificati catastalmente come C1, quindi come negozi e botteghe, e quindi era limitato soltanto a determinate tipologie di immobile. Adesso invece col decreto rilancio è stato allargato a tutti gli immobili che sono sede di impresa.
Quindi banalmente prima un professionista, un notaio, un avvocato, un commercialista non poteva beneficiare di questo credito d'imposta, adesso invece può beneficiarne anche il professionista, oppure anche altre, insomma, tipologie di attività, indipendentemente dalla, diciamo, nomenclatura catastale dell'immobile. Seconda novità è che questo credito può essere ceduto, quindi io anziché io inquilino diciamo, locatario, anziché recuperare io personalmente il 60%, quindi pagare il proprietario dell'immobile e poi recuperare il 60% al momento in cui devo versare qualcosa allo Stato, posso cedere questo 60% direttamente al proprietario che poi lo recupererà a sua volta sotto forma di credito d'imposta. Quindi anziché pagare i famosi 1.000 euro, ne pago direttamente 400 al proprietario. I restanti 600 se li va a scalare il proprietario nel momento in cui andrà a pagare le tasse. È un meccanismo che permette a me che sono dentro, che magari sono un po' in crisi di liquidità, mi permette di sborsare direttamente meno soldi al proprietario. Spero di averlo spiegato, è un meccanismo un po' complicato, però spero di averlo spiegato. Che poi quest'ultima parte è molto simile al bonus del 110% delle ristrutturazioni, dove tu puoi... Bravissimo, bravissimo. O il bonus vacanze, funziona più o meno allo stesso modo. Ma rispetto a quello che dicevi, però così, vista così, e provo a fare una battuta, il locatario cioè scusami, il proprietario non ci rimette nulla, di fatto lui, No, il suo affitto, cioè lui non fa nessuno assolutamente. sforzo. Sì, peraltro è cedibile anche a una banca, volendo quel credito è cedibile anche a una banca. Ok, però ecco, il proprietario non fa nessuno sforzo, cioè lo sforzo perché alla fine, quei 2 mesi, facciamo finta che io non abbia aperto, la pizzeria non abbia fatto nulla, non abbia aperto neanche per l'asporto, anzi a domicilio la sera, e comunque i suoi 400 mesi, 400 marzo, 400 aprile, 400 maggio, se li deve pagare. E Certo. invece il proprietario al 100% ha il suo affitto, ecco, non c'è uno sforzo. Allora, posso darti 2 risposte su questa cosa. Abbiamo sentito già in tempi, diciamo, iniziali, quindi parliamo di febbraio-marzo, un legale per capire se il diffondersi dell'epidemia e quindi il lockdown imposto per decreto alle imprese consentisse a queste ultime di evitare di pagare l'affitto per i periodi appunto in cui queste sono rimaste chiuse, e il legale effettivamente, anzi più di un legale, ci hanno confermato che questa era un motivo, diciamo, adesso semplifico molto perché sono 9 pagine di parere legale, questo sarebbe stato un motivo sufficiente per chiedere al proprietario dell'immobile, anzi più che per chiedere, per comunicare al proprietario dell'immobile la rescissione del contratto di locazione. Per diciamo, una motivazione sopravvenuta indipendente dalla volontà del locatario. Quindi io barista avevo firmato un contratto da 1.000 euro al mese perché ero convinto di guadagnare sufficientemente per poterti pagare. Il decreto di PCM mi ha chiuso l'attività per un determinato periodo, quindi io per un motivo indipendente dalla mia volontà non riesco più a pagarti, per cui il contratto lo ritengo risolto d'ufficio, fine. Questo non perché si volessero, diciamo, risolvere centinaia se non migliaia di contratti di locazione in provincia di Padova, ma per avere un po' di forza contrattuale nell'andare a parlare con il proprietario dell'immobile e dire fammi uno sconto oppure fammi, diciamo, una sospensione del pagamento delle rate del contratto e te le pagherò nel 2021, magari in più tranche, quando ci sarà il flusso di denaro che mi permetterà di farlo. E bisogna dire la verità, diversi proprietari si sono dimostrati disponibili, hanno detto sì, non mi paghi, oppure paga quello che riesci, ricontrattiamo le condizioni, eccetera. Poi è intervenuta anche una sentenza di un giudice, di cui per la verità non ho approfondito, però ho letto sui giornali, una sentenza di un giudice recentissima, tra l'altro della settimana scorsa, che effettivamente ha corroborato questa ipotesi, cioè ha detto che se chi è dentro, il barista di turno non riesce a pagare perché il decreto nazionale gli ha chiuso l'attività, non può essere, diciamo, imputato di dolo o colpa per questo mancato pagamento, per cui effettivamente anche il giudice ha ritenuto fondata questa, diciamo, questa impostazione. E le 3 mensilità, scusa, a questo punto, scusa la domanda. Cioè, se un proprietario fosse lungimirante potrebbe benissimo dire o te le sconto o quindi non te le faccio pagare oppure me le pagherai l'anno prossimo o nei prossimi mesi con più calma. Ripeto, la stragrande maggioranza dei proprietari...
se c'è la rescissione, no, del contratto per ovviamente perché mi hanno chiuso, quindi rescindiamo senza problemi. Le 3 mensilità di anticipo riesco ad ottenerle o me le Oddio, andiamo a patta così mi prendo? se devo essere sincero, non siamo mai arrivati a questo livello, però in teoria la rescissione del contratto prevederebbe anche la restituzione delle 3 mensilità. Ok, grazie. Noi abbiamo anche un ospite, così che introduco e provo così a fare entrare, vediamo se ci riesco, ed è Gabriele De Boni, che è uno dei responsabili professionisti di Punto 20, che è un professionista della comunicazione, e in questo periodo abbiamo visto, no, anche su suggerimento delle associazioni di categoria, l'importanza della comunicazione per arrivare a casa, perché avevamo il problema che a un certo punto tiri giù la serranda e adesso come faccio? Nessuno passa davanti al mio negozio, non è sufficiente il cartello, non è sufficiente, devo raggiungerli in altro modo e ci sono target diversi. Quindi grazie intanto Gabriele, benvenuto. E quindi la domanda, Gabriele, cosa un professionista della comunicazione cosa suggerisce alle imprese in generale e nello specifico magari a ristoranti, a bar, a parrucchieri, ma insomma in particolare, insomma adesso anche cosa suggerite e che cosa suggerisce anche per l'estate che sta arrivando? Sì, buonasera a tutti, intanto grazie. Allora, mi piace partire da un aspetto positivo di questo bombardamento, come l'hai definito in apertura Enrico, che è quello che gli imprenditori sono stati invitati a reinventarsi e l'hanno fatto soprattutto attraverso la comunicazione. E abbiamo visto quanto i social e il web siano entrati di prepotenza a gamba tesa in supporto di tutte queste realtà che hanno subito il lockdown, in particolare tutte quelle realtà di prossimità che alla fine sono diventate preziosissime nel momento in cui non ci si poteva più muovere al di fuori del proprio territorio, e si sono adoperate con le consegne a domicilio e quant'altro. Secondo me questo intanto è una, se vogliamo trovare qualche lato positivo di questa crisi, sicuramente questa potrebbe già essere un dato messo sul tavolo, e che secondo me fa ben pensare che la forza imprenditoriale è ancora viva e attiva e sicuramente sa reinventarsi nel momento in cui ci sono delle difficoltà. E la comunicazione appunto è diventata qualcosa di fondamentale. Prima Filippo diceva quali sono i tagli delle imprese, bisogna tagliare da qualche parte per ridurre i costi eccetera. Fino a ieri la comunicazione era una delle prime cose che un'impresa tagliava del proprio budget, perché effettivamente si pensa sempre se comunico, cioè posso fare a meno di comunicare, tanto comunque a qualcuno servo. E oggi abbiamo visto invece quanto fondamentale sia. Non per niente noi vediamo, noi siamo anche noi artigiani come agenzia di comunicazione, e vediamo quante richieste ci stanno arrivando in questo periodo, e nonostante tutto veramente ha preso valore l'aspetto comunicativo. C'è chi riesce ad arrangiarsi, c'è chi è riuscito a reinventarsi grazie ai nuovi media, e questo secondo me è veramente un plauso anche magari alle realtà più anziane, tra virgolette, che avevano poca confidenza con gli strumenti web e hanno fatto di necessità virtù, si sono avvicinate e oggi stanno comprendendo fino in fondo come è cambiato il mondo. In realtà di per sé la comunicazione e il marketing diciamo ha preso più valore forse in questo periodo, e sicuramente io credo che possa andare solo a vantaggio di tutte le realtà che hanno necessità di comunicare. Prima si parlava delle consegne a domicilio, si parlava appunto tanti, diceva Filippo, tanti ristoratori magari sono stati lambiti, o meglio no, lambiti no, perché comunque hanno dovuto reinventarsi comunque, però hanno diciamo trovato la soluzione nella consegna a domicilio. Dobbiamo imparare a entrare nelle case della gente, entrare in questo meccanismo infernale che è il nostro smartphone, prolungamento della nostra mano, e lo stiamo facendo bene. Ovvio che poi tutto dipende da come andrà. Io ho
una formazione turistica e sono molto preoccupato per quanto riguarda per esempio tutto il comparto del turismo, anche per l'aspetto psicologico. Diceva bene Filippo prima, cioè la gente si muove meno, non solo, sicuramente c'è una questione legata anche a necessità finanziarie diverse, perché ad oggi tanti sono andati in cassa integrazione, tante imprese, tanti lavoratori sono rimasti fermi. Però c'è anche una questione psicologica, il fatto di muoversi, di ricominciare a girare, di ricominciare ad andare negli alberghi, nei ristoranti. Probabilmente la sfida comunicativa che ci aspetta nei prossimi mesi è proprio quella di rassicurare i nostri clienti, tra le altre rassicurazioni, proprio di essere tranquilli, di entrare in un esercizio in sicurezza, di sapere che ognuno di noi, chiunque ha un'attività, un esercizio, ha bene in mente la cura del cliente e deve comunicare questo, deve imparare a comunicare, ad entrare in un rapporto molto intimo con i clienti proprio per rassicurarli, per cercare di restaurare quei rapporti che sono tipici. Paradossalmente ci siamo avvicinati molto di più, il distanti ma vicini che tanto abbiamo sentito in questi mesi, è vero, ci siamo avvicinati molto di più, siamo ritornati a una cultura della cura personale, della relazione personale, anche attraverso i nuovi media, perciò secondo me questo è quello che consiglio a tutti: ritorniamo attraverso i nuovi media, attraverso la comunicazione, a rassicurare i nostri clienti, a dire va tutto bene, stiamo lavorando per voi e lo stiamo facendo per la vostra e la nostra sicurezza, perché poi comunque c'è anche tutto l'aspetto di sicurezza aziendale. Grazie intanto per questa carrellata, ma poi mi è già venuta in mente una domanda. Nel frattempo, così scorro alcuni messaggi e questo, a proposito, Filippo forse prima il caffè ha un po'... va bene il caffè, lo prendiamo a casa come altre cose, ma pensate che le pensioni sono sempre meno gente senza lavoro. Io credo che bisogna stare calmi, non aggiungo altro, che ne sarebbe tanto da dire, perché giustamente chi si avvicina dice mi tocca pagare i 10 centesimi, che non è il tema di 10 centesimi, è che 10 centesimi sommati a tante cose in un momento così di sofferenza è comprensibile, insomma. Ma infatti l'ho detto prima che in questo momento gli esercenti proprio non se la sentono di aumentare i prezzi, anche per un fattore proprio psicologico, perché come dicevi tu giustamente Enrico, non sono i 10 centesimi, ma è proprio il segnale che viene dato, insomma, per cui sicuramente in questo momento il sondaggio ha, diciamo, confermato quello che già sapevamo, cioè che in questo momento il caffè non salirà di prezzo per i prossimi mesi. Certo, e questo messaggio forse ci è utile alla domanda, Gabriele. Prospettive da parte dello Stato nessuna, prospettive di rimboccarci le maniche molte. Se aspettiamo lo Stato, noi imprenditori moriamo, c'è poco da fare. E allora qua mi viene in mente e ti chiedo, ci sono degli aiuti per quanto riguarda, mi pare di aver sentito, no? Qualche aiuto per quanto riguarda la comunicazione, ci sono dei bandi, c'è qualcosa che può aiutare le nostre aziende e quali aziende e come si fa ad accedere? Sì, allora, in questo momento diciamo, è stata posticipata la scadenza di un bando regionale che prevedeva 3 milioni e 100 mila euro, se non sbaglio, per consulenze di comunicazione relativo alla Regione Veneto, che in realtà è un bando che è stato pubblicato a gennaio, perciò ante Covid, ma suppongo la scelta di andare a posticipare la scadenza sia proprio quella in virtù del fatto dell'emergenza e dell'esigenza delle aziende di adesso di cercare di spingere un pochino anche su questo. È un bando che è rivolto alle realtà artigianali o a realtà che abbiano delle specificità, perciò un fatturato di 2 milioni di euro o comunque una presenza storica sul territorio. E ovviamente questa è una delle iniziative che in questo momento noi stiamo vedendo, tanti ci chiedono appunto anche di curare la parte appunto di procedurale per quanto riguarda questo bando. Poi per quanto riguarda gli aiuti statali, sì, io credo sia anche impegnativo in questo momento andare ecco, vedo che hai postato il link per appunto di questo bando di cui stavo parlando, ed è vero, è anche comprensivo di tutte quelle realtà che hanno la necessità di passaggio generazionale, perciò quegli artigiani che altra difficoltà
di tante imprese, di passare ai figli l'azienda. Poi gli aiuti statali è ovvio, credo sia anche difficile in questo momento andare a raccogliere tutte le specificità e a cercare di fare qualcosa di puntuale e in supporto a tutti. Credo che in questo momento non vorrei mai essere al governo né della regione né dello Stato, perché penso sia veramente impegnativo andare a pensare a qualsiasi tipo di impresa, perché tante sono le imprese, il Veneto è un calderone di partite IVA e di piccole micro imprese come la mia, e perciò è anche impegnativo veramente pensare a come andare. Scusa, ti ho tolto. Tranquillo, no, come andare in aiuto. Lino, hai visto, no? Sì. Interventi a favore dell'artigianato veneto, quindi questo credo ti sia utile anche, no? Ma credo forse certo. tu conoscenza, ma Gabriele ci raccontava appunto la questione della comunicazione. Ecco, approfitto della tua presenza per fare la domanda che ho fatto anche a Filippo prima, nei termini di costumi, cioè quello, adesso tu ci raccontavi che hai dovuto mettersi un po' di museruola, di mascherina, di guanti, di monouso e anche la disinfezione e i tempi, no? Perché poi tu prima da un cliente all'altro il passaggio era assolutamente immediato, adesso il minuto, i 5 minuti moltiplicati nella settimana sono ore di lavoro in più e anche ecco, questo tema dei costi in più, quanta ricaduta ha nei tuoi, appunto nei nostri... Guarda, io ho cercato di essere proprio molto, molto sintetico e molto preciso su questa cosa. Il costo praticamente del monouso è di quello che al cliente fornisco. Io ho fatto un aumento di 3 euro e qualcosa, puro e basta. Non lo definisco un aumento Covid, lo definisco un aumento fisiologico per la mia azienda, perché sui 25 euro che io percepisco della mia parcella, cioè del mio importo, tolgo il 22% di IVA. Se dovessi togliere altri 5 euro praticamente resto qui a lavorare per niente. Però ho notato che i miei clienti lo hanno capito perfettamente, e se ti devo dire sono molto magnanimi, perché se chiedo 29 con l'aumento me ne lasciano 35. Ecco, per dire che se tu lavori bene la gente capisce il tuo momento. Io non dico che perché poi le sproporzioni dove stanno? Quando un'azienda a fronte di 4 euro di costo puro aumenta di 15 euro, lì siamo allora sulla soglia del delinquenziale. Questo non lo accetto, ma che la mia piccolissima azienda, mia micro azienda artigiana, per sopravvivere abbia bisogno anche di integrare quei 4 euro che ho messo sul piatto per il benessere mio e del mio cliente, sì, ci sta. Sì, io credo che qui sia anche bravo l'imprenditore a spiegare, no? Perché nel tempo la relazione e allora nella comunicazione, ed è quello che stiamo facendo anche con questi dialoghi, no? È utile perché allora io dico, caspita, è vero, c'è tutto questo, non l'ho considerato, quando tu me lo racconti dico sì, per la mia salute, per il mio benessere, per il benessere del mio parrucchiere di fiducia o il mio barista di fiducia, che poi lì addirittura c'è l'assunzione anche quindi stiamo manipolando, no? Alimenti, bevande, quindi ancora di più, lo stanno facendo per proteggermi, e questo quid insomma cerco di valorizzarlo e di se tu Enrico vai al ristorante e ti arriva la tovaglia monouso, il tuo sale monouso, lo stecchino già monouso, cioè sono dei costi maggiorati anche nella ristorazione. E io credo che se vado a mangiarmi una pizza o vado al ristorante e mi aumentano di 3 euro perché comunque ho visto come si sono comportati, per me è legittima la cosa. Non hanno rubato niente, poverini, perché devono vivere anche loro, almeno dal mio punto di vista. Perché si è arrivati alla moralizzazione di qualcuno lì, anche l'associazione consumatori, ecco che gli aumenti, io quelli spropositati non li accetto, perché se vado al ristorante la pizza che prima pagavo 15 euro adesso me la fa pagare 25, dico sì, non è corretto, ma se mi costa 3 euro in più gli dico questo signore sta lavorando bene. Ecco, questo è il mio pensiero. La vostra situazione degli affitti, perché l'ho chiesta prima a Filippo e quindi... Allora, diciamo che globalmente qui in centro qualche
titolare di negozio ha avuto così la bontà d'animo di togliere qualcosina, molti altri proprio niente, pochi hanno tolto qualcosa. Filippo citava lo sforzo delle amministrazioni locali per quanto riguarda plateatici e altro. A un amministratore locale, cosa chiedete? Cosa può fare nel suo piccolo, che ovviamente no, ognuno ha un suo pezzetto, lo Stato, la Regione e il Comune. Cosa ti viene in mente, Lino, di poter chiedere, se potessi adesso aver qui davanti, così, a nome dei tuoi... Beh, allora, io forse sono un po' di parte qui a Padova, ma credo che l'amministrazione con quel 30% in più di plateatico che ha dato alla ristorazione o a altre attività annesse abbia fatto solo del bene. Dei bar che sapevamo che per la distanza sociale potevano ospitare pochissimi clienti, oggi possono ospitare dei clienti in sicurezza e comunque guadagnare e coprire le spese, perché se posso ricevere un cliente alla volta che viene dentro il mio bar non riesco a sopravvivere, se me ne vengono 10 che riesco a distribuirli in un plateatico che il comune mi offre come maggior spazio, credo che sia una cosa fatta molto bene. Posto questo, che prende un po' tutti, il periodo di chiusura ha portato ad una svolta positiva, la conoscenza, la riscoperta dei negozi sotto casa a chilometro zero, hanno aiutato, si sono reinventati, questo veramente è stato straordinario. Ora non dimentichiamoci di loro, sono i casoini, ma insomma credo che ci stiamo un po' dentro tantissimi di noi e simili, che devono essere valorizzati. Loro offrono il prodotto di qualità e ci mettono il cuore nel loro lavoro. Ecco, qui mi inserisco da amministratore locale. Noi dobbiamo dire grazie, perché nel momento della sofferenza, quella vera dei primi giorni, quando c'era lo spaesamento totale, quando c'erano le code ai grandi supermercati, i supermercati erano vuoti, quando è il casoino, è diventata la vera risorsa dei nostri paesi più piccoli. Magari in città io non ho avuto, non lo so, ma nei paesi già dalla cintura urbana, per non arrivare poi nella periferia, io vedo che veramente sono stati una risorsa, anche col buono spesa alimentare, anche nelle vicende. Pensate, racconto questa, ma credo siate tutti, le conosciate, semplicemente la spesa a domicilio, no? È stata interessante, e non c'era solo la spesa, c'era anche l'ottico, c'era anche la sarta. Avevamo messo dentro, parlo di Ponte San Nicolò, ma per tutti i comuni hanno fatto questa operazione di mandare a casa con le mascherine anche l'elenco di tutti coloro i quali facevano servizi a domicilio. Questa vicenda, ecco, bisogna anche dirci un grazie, perché è la bellezza delle nostre comunità e di cui essere orgogliosi, insomma, di cui essere anche grati, perché si brontola, ma è giusto dire anche le cose belle. Ecco, per rispetto, noi siamo anche abbastanza, cerchiamo di essere puntuali, mancano 8 minuti, 7 minuti alla fine dell'ora, perché non vogliamo essere pesanti. Una carrellata così, di conclusione, una parola a ciascuno. Adesso siamo in estate, magari per i ristoratori, i baristi, appunto, si apre qualche opportunità per il mondo, però tu, Lino, rappresenti gli artigiani, Gabriele, la comunicazione, ecco. Da ognuno di voi un consiglio, se viene in mente, sia all'esercente, sia all'artigiano che al cliente, ecco, se vi viene dal cuore. Adesso usiamo così, regaliamoci questi 7 minuti di cuore ciascuno. Parto da Lino, che se per caso arriva un cliente poi... Devo scappare. Vai, io penso che tu hai fatto adesso il riassunto di quello che è stato che è stata la nostra quarantena. Che cosa mi auguro per il futuro? Che adesso stiamo vivendo un boom di clientela all'interno dei nostri, per esempio, saloni, ma anche nei bar. Si vede che proprio la gente aveva assolutamente voglia di stare insieme, e quello stare insieme è bello. Continuiamo a stare insieme, però ecco, avrei piacere che cominciassimo a frequentare anche gli altri negozi, perché io sono un artigiano, ma qui intorno a me in centro, vedere i negozi di abbigliamento vuoti, tante attività che sono lì che languono, alcuni non hanno neanche alzato la serranda. Ecco, vorrei dire, adesso che abbiamo ripreso un pochino, andiamo anche da questa gente, perché magari anche a comprare una maglietta, ma forse moralmente per loro potrebbe valere tanto.
Grazie, corretto, e grazie perché è così, dobbiamo, infatti prima si citava le terme, Filippo parlava delle trattorie ai Colli Ugani, ecco forse dovremmo ricordarci che domenica prossima, no, appena c'è il bel tempo, di andare a mangiare nei colli o di andare a mangiare da qualche parte proprio per risollevare e andare dai nostri, insomma, in giro. E Filippo, qui scrivono: il caffè è aumentato ma è naturale se dimezzano i costi, ma i costi di esercizio sono uguali se non di più. Ecco, anche tu così, con il cuore. Ma mi associo a quello che è emerso durante questo bel incontro, è stata veramente un'ora molto ben passata, insomma abbiamo fatto emergere dei temi molto interessanti. L'appello che si fa è sia verso i consumatori, come giustamente ha fatto Lino, torniamo a frequentare le attività nostre di prossimità, ma anche verso, per quanto mi riguarda, gli esercenti, quindi i baristi, i ristoratori, i pizzaioli, i pasticceri, eccetera. La parola d'ordine deve essere accoglienza a 360 gradi, quindi fate sentire i clienti al sicuro, ma non tanto dal punto di vista igienico-sanitario, perché tanto nei pubblici esercizi lo sappiamo, li frequentiamo e abbiamo sempre frequentati negli anni proprio perché ci fidavamo dell'esercente, ma proprio dal punto di vista dell'accoglienza personale. Quindi cerchiamo di essere veramente sorridenti, positivi, anche se la situazione, lo sappiamo bene, non è delle migliori, non è delle più belle, però soltanto, secondo me, facendo sentire veramente a proprio agio i clienti, li avremo fidelizzati e torneranno a frequentare i bar, i ristoranti, le pasticcerie e pizzerie in fiducia, pur con tutti i limiti che sono imposti giustamente dalle varie normative e regolamenti. Approfitto di te perché arriva questo messaggio prima di chiudere. Gentilmente gli ospiti avrebbero una data prevedibile per la fine di queste restrizioni di emergenza? Si potrebbe creare un dialogo a proposito delle tempistiche di ripristino della vita normale? Questo magari ce lo dicono a noi. Filippo, visto che hai la parola. Questa è una domanda da $1 milione, nel senso che ritornare alla vita normale purtroppo dipende dall'andamento epidemiologico. Come vediamo, insomma, sembra che abbiamo imboccato la strada giusta, nel senso che i numeri ci confortano. La prossima scadenza sarà il 14 di giugno, il presidente Zaia ha detto che dal 15 riaprirà le discoteche, altre attività, si potrà tornare a teatro, l'Arena di Verona potrà riaprire, insomma saranno piccoli passi, non ci sarà un giorno in cui si dirà da domani si torna come eravamo a gennaio 2020, ci saranno dei piccoli e graduali ritorni a normalità. Si è partito con la riapertura dei bar, dei negozi, adesso si riaprono, ripeto, discoteche, hanno aperto i stabilimenti balneari, sono tutti piccoli passi finché un giorno diremo, beh, guarda, tutto sommato siamo tornati al 2019, come fossimo al 2019. Potrebbe succedere, che ne so, potrebbe succedere a settembre, potrebbe succedere a luglio, potrebbe succedere, ce lo auguriamo di no, magari fra qualche mese più avanti, però sicuramente, adesso qua faccio un attimo di piaggeria, dobbiamo comportarci tutti in maniera comportamento corretto per fare in modo che questi tempi siano il più brevi possibili. Ragionare prima di comportarci, usare i dispositivi di sicurezza e non fare stupidaggini, perché poi comunque le conseguenze le paghiamo tutti. Bene. Enrico, ti devo salutare, un abbraccio a tutti e complimenti. Ciao Lino, grazie. Buona serata. Grazie, buon lavoro, grazie. Grazie ciao. Anche a voi. Ciao. Gabriele, hai sentito, il giorno del mio compleanno possiamo andare in discoteca. Battute a parte, anche tu ti chiedo cortesemente i consigli per così da tutti i punti di vista, da comunicazione e per insomma chi adesso ha voglia di rilanciarsi per un'estate, speriamo insomma, non dico un'estate 19, ma un'estate più bella ancora. Scusate, in realtà è stato già detto tutto, mi riallaccio a quello che diceva poco fa Filippo e a quello che hai detto tu anche. Il consiglio è per i colleghi imprenditori: non abbiate paura di ritrovare quel dialogo intimo con i vostri clienti, non abbiate paura di giustificare le vostre difficoltà con i vostri clienti e tratteneteli il più possibile, perché veramente sono convinto che questa occasione ci abbia resi più vicini alle nostre comunità, più vicini ai nostri commercianti, esercenti più prossimi,
e perciò sì, magari il primo invito è se da Ponte San Nicolò non andiamo in prima battuta sui colli, ci andiamo fra un mese sui colli, prima di tutto andiamo a Ponte San Nicolò, andiamo a mangiare nel ristorantino che neanche sapevo essere in statale, ma ho visto quella famosa comunicazione che esiste anche lui, e questo a riprova di quanto importante è entrare nelle case delle persone e quanto importante è farsi conoscere prima di tutto dalla propria comunità, perché è la comunità che si aiuta fondamentalmente. Grazie, perché anche questo è vero, io mi sono lanciato nei colli perché è da dove è partito tutto, no? Mi ricordo che tutti stavamo già prenotando di andare a Vo, quando poi invece il problema poi in una settimana ha coinvolto tutti, comprese le nostre attività qui vicine. E sì, e mi piace anche questo della relazione, no? Probabilmente la mascherina, tu l'hai detto, no, per il cliente, il rapporto cliente, ma probabilmente la mascherina ha tolto questa parte del viso e ci ha fatto cominciare a guardare le persone, a ricominciare a riguardarci negli occhi, perché a volte per capirci meglio ci siamo guardati negli occhi. E questa cosa, anche adesso questo dialogo, se fossimo davanti a un'assemblea pubblica saremmo distanti, per assurdo ci stiamo guardando negli occhi. Ecco, approfittiamone, ecco, positivamente. E quindi io vi ringrazio tantissimo Filippo, sei stato molto, beh, insomma non avevo dubbi, ti conosco, non avevo dubbi, ma ancora una volta, ancora di più la tua precisione, la tua positività sono state un dono per questo dialogo, insomma, per ridisegnare il futuro, e quindi ecco, ti ringraziamo. Gabriele, grazie anche a te per la tua competenza, per la tua preparazione, per gli spunti che, insomma, ecco, se volete riguardarvi poi i commenti, ritrovate, insomma, anche il suggerimento dato e lo trovate, insomma, grazie ad entrambi. Grazie Enrico e buon proseguimento. Grazie a voi, ciao, arrivederci. Ecco, degli ultimi, così, l'ultimo minuto solo per fare pubblicità, Progresso, a proposito di pubblicità, quindi ecco il dialogo della settimana prossima, giovedì 11 giugno alle ore 18, sempre in diretta Facebook. Parliamo di ridisegnare il futuro per l'estate degli anziani e delle loro famiglie. Abbiamo ospiti Ernesto Burattin, consigliere nazionale UNEBA, Leone Carollo, presidente Ancescao Veneto, e Cristian Bisato, psicologo e psicoterapeuta. Io conosco tutti e tre, sono veramente tre persone che ci daranno una visione del mondo degli anziani che sarà veramente interessante. L'anziano, quello magari un po' più sofferente, l'anziano che invece è a casa nella sua autonomia, l'anziano anche che ha voglia, che ha la possibilità, la voglia e l'opportunità di poter fare qualcosa di più. Ecco, quindi abbiamo tre visioni, e poi anche ovviamente per le famiglie, un'attenzione alle famiglie che devono in qualche modo aiutare o che sono semplicemente lì a sostenere i nostri anziani, perché anche per loro è stato un lockdown faticosissimo e sarà un'estate diversa. E allora ne riflettiamo insieme, insomma, giovedì prossimo alle 18. Io vi ringrazio, ricordo sempre i nostri post-it con i vari temi, che come vedete sono diversi, alterniamo magari un aspetto sociale, un aspetto imprenditoriale, avremo degli appuntamenti interessanti. Se avete qualche post-it in più, basta scriverlo nei nostri commenti. Vi ringraziamo chi ha dialogato con noi con il proprio commento, e chi magari ci riguarderà nelle registrazioni. Abbiamo visto tantissimi che tornati dal lavoro ci guardano le registrazioni, e quindi vi ringraziamo tantissimo e aspettiamo ovviamente ulteriori suggerimenti. Grazie, buona serata a tutti, buona cena.